La cosiddetta cultura dell'ambiente, con particolare riguardo alla sua tutela, è molto più diffusa di quanto non si creda. I trevigiani cominciano ad interrogarsi con maggiore profondità sul pericolo che possa sbilanciarsi il rapporto produzione e benessere tutela ambientale. Una grande sensibilità sull'intero problema si può riscontrare anche tra gli amministratori locali, soprattutto nei comuni. Questi alcuni degli elementi di maggiore interesse emersi dalla recente conferenza sull'ambiente organizzata dalla DC Trevigiana, che oggi sono stati riassunti e puntualizzati dal segretario provinciale Mario Frasson e dal responsabile degli enti locali dello Scudo Crociato Giampaolo Miotto. Il primo dato concreto scaturito dalla conferenza è la prossima costituzione di una commissione permanente di esperti che si porrà come punto di riferimento e di consulenza per quegli amministratori alle prese con il problema ambiente nei loro territori, ma altre interessanti indicazioni sono emerse. Ad esempio, la presa di coscienza del fatto che al di là delle grandi fonti di inquinamento, ognuno di noi con il proprio comportamento può considerarsi potenziale inquinatore. Piccolo esempio, i sacchetti di plastica di cui tutti usufruiamo, gettandoli poi spesso nella spazzatura. Quindi la necessità di affermare una cultura personale della tutela ambientale. Sottolineata anche la necessità di sfruttare le nuove tecnologie per passare dalla tendenza a riparare i danni dopo averli provocati alla consapevolezza di doverli e poterli prevenire. Discorso a parte per l'attualissimo smaltimento dei rifiuti urbani. Qui la DC è stata esplicita, occorre da parte di tutti una maggior razionalità nell'affrontare il problema. I rifiuti vengono prodotti e quindi vanno smaltiti e sistemati. Un conto è pretendere sacrosante garanzie di sicurezza, un altro opporsi preconcettualmente all'ubicazione degli impianti qui o lì. Anche in questo caso è necessaria maggiore conoscenza del problema da parte di tutti, se no si rischia di cadere in contraddizioni di questo tipo. Si è parlato di collocare un impianto di smaltimento in una determinata area della nostra provincia e immediatamente abbiamo avuto la reazione della popolazione che si è opposta a questo fatto. Dei geologi e dei tecnici sono andati a controllare lo stato del territorio su cui questa popolazione era insediata, cioè la frazione in cui questa gente viveva. Cosa hanno scoperto? Tantissime cose. Per esempio hanno scoperto un pozzo oggi in disuso nel quale la gente di quel borgo butta i propri rifiuti che vanno ad inquinare la falda freatica e quindi l'acqua che quella stessa gente beve. Hanno scoperto una cava abbandonata dove di notte un po' tutti portano i loro rifiuti in un angolo di questa cava, vicino a dove c'è dell'acqua, quindi con inevitabile evidentemente inquinamento della falda e tantissime altre cose di questo genere. E ci hanno detto che cosa? Ecco, l'inquinamento che questa comunità oggi sopporta per questi suoi comportamenti che sono messi in atto dalle persone che vivono in quella frazione è infinitamente superiore al possibile inquinamento e comunque ai disagi che l'avere una discarica nelle vicinanze potrebbe comportare. Perché se noi impediamo delle forme di smaltimento adeguate abbiamo solamente l'incentivazione di uno smaltimento selvaggio, illegale, clandestino che ci inquina molto di più di quello che possono inquinarci gli impianti di smaltimento.